È Saugella ad uscire vincente dalla sfida contro la Reale Mutua Feneracchieri. Le ragazze di coach Gaspari si impongono 3-2 al termine di una vera e propria battaglia, trovando nel finale energie insperate per conservare la striscia vincente che arriva a 8 gare e l'imbattibilità interna stagionale dopo 7 incontri. Ottime Ortman e Begic per le padrone di casa, autrici di 24 e 14 punti. Per Chieri un'altra ottima prestazione, con Villani e Grobelna sugli scudi con 21 e 23 punti, ma nei momenti clou l'incisività viene meno. Primo set che si mette subito bene per Monza, avanti 6-2 e a lungo in controllo. Nel finale Grobelna propizia il pareggio, ma una murata subita dall'opposto belga e un errore di Perinelli fruttano il 26-24 Saugella. Chieri esce allo scoperto nella seconda frazione, con una Villani in crescita che risponde a Ortman. Le piemontesi pareggiano a quota 8 e non si voltano più indietro, volando sino al 19-13 e controllando sino al 22-25 la reazione delle locali, nelle quali Begic subentra a Meiners. Chieri continua a spingere, con Perinelli e Villani che in coppia segnano 12 punti con 71 in attacco nel terzo set, mentre Saugella comincia a perdere forze, trovando punti ed energia dalla sola Obossa. È troppo poco e Chieri chiude 19-25 per l'1-2. Monza è alle corde e Ortman si carica la squadra sulle spalle, segnando 8 punti nella quarta frazione, in cui le locali ritrovano battuta e muro. Grobelna e Villani sono imprendibili con 14 punti in due, ma Saugella guida sempre, pareggiando grazie al 25-21 finale. Al tie break, troppi errori delle locali e Mazzaro contro i muri sembrano spegnere le ultime speranze delle rosazzurre. Invece, dall'8-11, un inesauribile Begic e la solita Ortman trovano ancora modo di reagire, rimontando fino al 15-13, che regala i 2 punti sofferti quanto meritati. No, l'obiettivo comunque era vincere, abbiamo un andamento positivo, ora sono comunque 8 partite di fila vincenti, quindi dovevamo portarla a casa, soprattutto perché siamo a casa nostra e questa comunque è una vittoria doppia. È servita tutta la squadra e si è visto l'importanza del gruppo.